Amici di 131.com, buonasera. Non una giornata fortunata per Fabio Aru, siamo qua per discutere dell'ennesima delusione purtroppo per il ciclista di Villacidro che oggi ha lasciato in anticipo il Tour de France edizione 2020 alla nona tappa, la tappa tra Pau e Laurens, una tappa di montagna. Il problema è che Aru si è fermato prima dell'attacco della salita, una situazione tutt'altro che nuova purtroppo per il ciclista di Villacidro. Ne parliamo come sempre con i nostri Roberto Pinna e Matteo Porcu, che sicuramente hanno visto la tappa di oggi. Buonasera ragazzi, avete visto come me, insomma, anche più di me in realtà, la tappa odierna. Le immagini di Aru che insomma mollato, è brutto da dire però così, dal team Emirates al suo destino, hanno fatto un po' il giro anche dei social. C'è tanto da dire, insomma. Matteo, iniziamo con te. Sì, brutte immagini per i tifosi, ma anche per noi stessi giornalisti, quelle che abbiamo visto oggi. Tra l'altro, personalmente ho acceso la diretta integrale, come ormai faccio sempre, perché alla fine racconto sempre la tappa del giorno, e quindi dalla diretta, sin dai primi chilometri, ho visto Aru progressivamente staccarsi. Prima era alla fine del gruppo, era proprio il fanino di coda, e poi inequivocabili immagini da parte della regia francese l'hanno visto progressivamente staccarsi dal gruppo principale. La natura era molto alta, si parla di 48 km/h di media nella prima ora, se non sbaglio, ma comunque non c'erano grosse difficoltà altimetriche, c'era solo uno zampellotto, come lo chiamano, un GPM di quarta categoria. Poi si è definitivamente staccato nel tratto in pianura che portava appunto alle prime salite serie della tappa odierna. Ecco Roberto, insomma, al di là dello zampellotto, che è insomma terminologia assolutamente tecnica del nostro Matteo Porcu, l'impressione che hai avuto tu, insomma, abbiamo scritto tanto, vi proponiamo anche insomma l'articolo di Matteo Porcu sul possibile futuro, quello che sarà il futuro di Aru, però c'è da discutere delle parole di Beppe Saronni, che è stato sicuramente molto duro nell'attaccare insomma il sardo. Sì, partiamo un po' dalle impressioni, dalle emozioni che ha dato, no? La tappa odierna, con sicuramente un Aru staccato ultimo in fondo al gruppo, anzi praticamente in fondo corsa, perché dietro di lui non c'era più nessuno, ha chiuso lui il Tour fino a quando non si è ritirato praticamente oggi. E avevamo parlato con lui solo qualche mese fa per quanto riguardava le emozioni provate 3 anni fa alla Planche de Belleville, e gli abbiamo un po' augurato, no, di tornare a provare quelle emozioni. Invece purtroppo diciamo che a questo tour è andato un po' sulla falsariga, se non addirittura peggio di quelle che sono state le ultime stagioni sfortunate per Fabio Aru, dall'operazione appunto alla vena iliaca, tutti gli altri problemi che ha avuto. Ha scoperto di essere intollerante ad alcuni gel, quindi di fatto una condizione che non arriva mai. Però di fatto questa immagine di oggi è stata veramente brutta. Scherzando con il collega Andrea Sini abbiamo detto all'immagine Balai, che era il pulmino, il furgoncino che praticamente chiude il tour, ci siamo quasi emozionati, ma non tanto per la spiaggia, il nome come la spiaggia di Porto Torres, ma perché davvero faceva impressione vedere Aru prendere dall'ambulanza un'acqua, qualcosa da mangiare. Era veramente in crisi nera. E chissà cosa è passato nella sua testa. Sarebbe curioso un giorno, tra qualche anno, scoprirlo, perché ha fatto neanche pochi chilometri, perché poi alla fine si è ritirato all'inizio della prima vera spirita di giornata, quindi ha fatto un bel po' di chilometri da solo, e chissà quanti demoni, no, sono passati nella testa di un professionista, di un atleta appunto professionista, uno dei ciclisti più pagati al mondo, ricordiamolo, con un contratto che scade a fine anno, però di fatto nella top 10, anzi addirittura forse nella top 6-7 dei ciclisti più pagati al mondo. Quindi di fatto saranno corse tantissime immagini e ricordi, ma anche pensieri negativi nella testa di Fabio Aru. Sicuramente, come dicevi tu, sono corsi dei pensieri negativi anche sulla testa di Saronni, che non è andato giù leggero, esatto, a fine corsa. Ha parlato di un ciclista che forse non ha avuto il carattere giusto, perché ha pensato di partecipare a questo tour però senza condizione.
e di fatto ha messo in crisi tutta la squadra. Va detto che da quello che sappiamo noi, che abbiamo ricostruito in queste ore, Fabio era indeciso fino all'ultimo di partecipare al Tour, specie dopo il ritiro in Lombardia. Ha avuto dei segnali confortanti negli allenamenti, appunto, nell'ultima settimana preparando il Tour, e ha deciso allora di dare il suo ok. Però già in passato aveva detto no a delle corse importanti, mi ricordo il mondiale, rifiutato nonostante la chiamata di Cassani, quindi non credo neanche che sia stata una presa di posizione così di orgoglio di Aru, che dice vado perché sono Fabio Aru. Si ha accettato anche il ruolo di fare il vice di Pogacar, sicuramente lo ha fatto perché pensava di poter vincere magari una tappa o di rivivere alcune emozioni importanti. Poi è chiaro che hai la pressione di essere uno dei ciclisti più pagati, e se hai un minimo di positività prendi e ti lanci, però purtroppo poi, come diceva Magrini oggi in diretta, nel ciclismo non si bleffa, è uno sport dove non puoi bleffare, e lui oggi ha fatto all-in, però ha perso tutto. Sì, tra l'altro una giornata a due volti per quanto riguarda il team Emirates, visto che appunto da una parte prima il ritiro anticipato di Fabio Aru, e poi la splendida vittoria di Tadej Pogacar. Sembra quasi anche, come dire, fuori luogo dire di un passaggio di testimone, perché in realtà purtroppo Aru, da quando ha lasciato l'Astana per sposare la causa UAE, non ha mai avuto come dire, un picco di rendimento pari, no? A quello che insomma ci si aspettava, quantomeno a livello appunto di aspettative nei suoi confronti, anche vista la sua esperienza e le sue vittorie e i suoi acuti con la maglia dell'Astana. E quindi insomma un Aru che, Matteo, va in scadenza di contratto a fine dicembre. In sua difesa si è espresso il collega Visconti, che ha parlato, insomma, ha voluto sottolineare soprattutto l'aspetto umano, probabilmente, della vicenda, come tra l'altro ci ricorda Nicola tra i vari commenti. Sì, il suo contratto è in scadenza di fatto lui potrebbe già allenarsi a novembre con una nuova squadra, come si fa solitamente nel ciclismo, ti puoi allenare con una nuova squadra purché tieni i materiali precedenti, ovvero la bicicletta, l'abbigliamento, tutto quanto, però puoi già allenarti con una nuova squadra di fatto già da novembre, e poi dal 1 gennaio sei libero di vestire la nuova maglia e utilizzare i nuovi materiali. Quindi non si sa bene quale sarà il futuro di Fabio Aru in questo momento. D'altronde non sono decisioni semplici da prendere, e poi io ho provato a dividere un po' le strade che può prendere appunto il Cavaliere dei Quattro Mori. Le ho riassunte così nella fine del mio pezzo, che sono quelle di o ripartire da una squadra di magari di minore importanza, come può essere, che so, io ho ipotizzato le due francesi, Cofidis e Age Desert, appunto, che sono alla ricerca di un capitano per le gare a tappe, anche se la Cofidis oggi in questo tour ha trovato un grandissimo Guillaume Martin, che se non sbaglio ancora tra i top 10 della generale. Appunto la Age Desert lo cerca un capitano perché Bardet cambierà maglia, passerà alla Direct Energy, e poi oppure magari andare in una professional. Tante squadre italiane magari potrebbero puntare ancora sul Cavaliere dei Quattro Mori e magari partecipare al Giro d'Italia con lui. Chissà perché no. D'altronde anche Gianni Savio, uno dei volti più importanti del ciclismo italiano, lui il padrone, il direttore della Androni Giocattoli, già un anno fa lo diceva: perché non ripartire dalla mia squadra a un Fabio Aru in difficoltà? Quindi magari questo può essere il suo futuro, oppure quello di mettersi definitivamente al servizio dei capitani più importanti, e magari cercare gloria, magari in qualche mini corsa a tappe, oppure qualche corsa in linea adatta alle sue caratteristiche, come può essere la Milano-Torino, per esempio. Mettersi appunto al servizio di capitani più importanti. Per esempio, a me è venuta subito in mente la Israel Startup Nation, che per l'anno prossimo ha già annunciato Chris Froome, un grande colpo per il ciclomercato, ma di fatto non ha questi grandissimi gregari importanti da corredare la squadra.
Oppure... Si vedrà, Matteo, guarda, perché in realtà penso che anche nei prossimi giorni ci sarà tanto da discutere del futuro di Fabio Aru. Roberto, commentiamo invece le parole dello stesso Aru al termine della tappa. Ha detto: non so cosa sia successo, di fatto non mi merito questo trattamento. Sì, esatto. Io tra l'altro collego un po' le parole di Aru a quelle di Saronni, no? Perché Aru non si dà risposte, mentre Saronni, diciamo, forse un po' per la prima volta agisce in maniera abbastanza diretta nei confronti di Aru, forse anche perché, come ricordavate, il contratto è in scadenza, però forse per capire il futuro di Aru bisogna fare un po' un salto nel passato, perché non è la prima volta che Aru non si dà una spiegazione. È vero che il ciclismo rispetto ad altri sport è uno sport dove tu sei il motore, quindi se le tue gambe non vanno solo tu puoi dare le risposte, però è anche vero che nel ciclismo degli ultimi 15 anni c'è veramente un'impronta fortissima di quella che è la tecnologia, la medicina, quindi comunque sia la squadra ha seguito Fabio in queste ultime stagioni, 3-4 stagioni, e se anche la squadra non è riuscita a darsi delle risposte, forse le colpe non sono tutte di Fabio, c'è qualcosa che non è andata in questa preparazione, perché io posso capire, una volta c'è stata appunto l'operazione alla vena, l'altra volta può esserci una condizione, può esserci un virus, come ha patito anche il Giro d'Italia, però fa davvero specie che Aru neanche nelle tappette tipo la Vuelta a Burgos o la Vuelta a Catalunya di un paio di anni fa, quando è stato anche sfortunato, poi si ritirò per una caduta, era in condizione, perché neanche a inizio stagione o a fine stagione magari è riuscito a trovare un exploit di una giornata, mai negli ultimi 3-4 anni, quindi di fatto non ha mai avuto una condizione per riuscire almeno a fare un minimo la differenza. Parliamo di un ciclista che quando scattava ed era in forma, ce lo ricordiamo al Giro d'Italia, alla Vuelta e al Tour de France, metteva tutti in riga quando stava bene. Sì, c'è un commento che insomma immagino possa creare un po' di dibattito di Massimo Pittalis. Fabio Aru da un po' che non riesce a esprimere il suo potenziale, non è bollito. Purtroppo alla pari di Pino e Richie Porte ha qualcosa che non va, ma io tutti questi attacchi non li trovo giustificati. O vogliamo parlare di Quintana e Rigoberto Urán? Non è paragonabile, però non sono paragonabili le cose, perché Pinot è vero, ha sempre delle giornate di grandi crisi nei grandi giri, è sfortunato al Tour de France, praticamente non dovrebbe più metterci piede forse nella sua vita, perché ogni volta cade, si fa male, si prende qualcosa, non riesce mai, però è un corridore che ha alcune tappe, ecco, è mancato il discorso che facevo prima, non ha avuto mai un exploit durante una stagione Aru, mentre Urán, lo stesso Quintana da poco ha vinto una tappa, quindi di fatto non possiamo paragonarli, perché comunque in una stagione di ciclismo che è lunga, magari certo il Tour prende l'occhio, e se Quintana sta facendo male, anche se poi anche negli ultimi anni è riuscito a centrare qualche giornata vittoriosa, però non è paragonabile la situazione. Aru, parliamo di un corridore che davvero ora deve interrogarsi se continuare e nel caso come farlo, perché di fatto non troverà la stessa squadra che ha avuto fino adesso, e quindi, come diceva giustamente Matteo, potrebbe riciclarsi come corridore di tappe, che un po' lo potrebbe essere, oppure come corridore che va a un grande giro per vincere la maglia verde oppure la maglia Poix, ovviamente la maglia verde al giro. Quindi di fatto non lo so, è una situazione molto difficile e secondo me non è neanche paragonabile al momento con altri grandi corridori con cui lui si è sfidato negli ultimi anni. Sì, vedremo davvero cosa saranno soprattutto i prossimi giorni. Abbiamo letto appunto le parole di Aru, che ritrovate sul nostro sito, così come l'approfondimento del nostro Matteo Porcu, le parole di Saronni. A breve, insomma, prima della nottata ci sarà anche il mio umilissimo pensiero sulla vicenda, anche perché bisogna poi sempre cercare di capire un po' i personaggi, no? Cioè entrare un po' anche nel lato umano del ciclista. Il ciclismo, sempre lo stesso Massimo Pittali scrive, il ciclismo non è tifo, è passione. Effettivamente è uno sport totalmente diverso rispetto al calcio, al basket o ai vari sport di squadra. È uno sport di sacrificio, di sofferenza, di tanta fatica, ed effettivamente, insomma, ci sono comunque delle componenti psicologiche soprattutto che vanno indagate, e non a caso, secondo me, Beppe Saronni ha voluto calcare la mano proprio su questo, cioè parlando di una fragilità psicologica e motivazionale anche di Aru. Ha detto: nel momento in cui va in difficoltà non ha, come dire, lo scatto, no? Forse anche di orgoglio, almeno secondo me quello era un po' il discorso di Saronni, nel riuscire a
cambiare la situazione in meglio, la famosa resilienza, no? Sì, è un po' strano poi, se vogliamo, perché di fatto il primo Aru, quello che quasi sempre ha avuto una giornata storta nei grandi giri, anche quando ha fatto veramente bene, il Tour de France con la maglia gialla ce lo ricorda, aveva queste giornate di crisi, però stava là, lo vedevi veramente annaspare, faticare, con la faccia da Aru proprio, perché ce le aveva, no? Quelle facce un po' alla Virenque, non lo so, queste facce piene di fatica, però non mollava mai. Invece negli ultimi anni ai primi segnali di crisi o prende davvero tanti minuti oppure, come è successo ormai parecchie volte al Giro, al Tour, alla stessa Lombardia recentemente, prima di questo Tour, sale in macchina e quindi di fatto parliamo veramente di qualcosa che si è rotto oltre che nelle gambe anche nella testa, perché io credo che una delle caratteristiche principali del primo Fabio Aru fosse proprio quella di non mollare mai. Cioè lui arrivava magari in salita con una ventina di secondi di ritardo e poi a riff e raffa riusciva a recuperare, oppure perdeva ma stava comunque là. Quindi era il classico ciclista da piazzamento, no? Che nei primi 10 può arrivare tranquillamente pur non andando forte a cronometro. Invece ora quando si stacca si spegne la spina e finisce insieme al camioncino dei Balai come oggi. Sì, tra l'altro, insomma, una delle immagini che proprio oggi dava, insomma, ha sicuramente creato un po' di sconforto, anzi molto sconforto, in chi ama il ciclismo e in chi vede, insomma, in Fabio Aru uno dei migliori protagonisti, insomma, vederlo lì davvero arrancare con la coda, cioè con i mezzi della coda della carovana gialla, è stato proprio anche una brutta immagine, sicuramente per quello che abbiamo visto invece in passato, soprattutto ricordiamo il trionfo alla Planche de Belleville nel 2017 con la maglia tricolore indosso. Insomma, in realtà bisognerà capire se c'è ancora spazio per rivedere quel Fabio Aru. Credo che sarà impossibile rivederlo a prescindere in maglia UAE, soprattutto dopo le parole di Saronni, che sembrano davvero una condanna definitiva senza appello per il Villa Cidrese. Vedremo se ci sarà in futuro davvero una nuova squadra in grado di risvegliare il Fabio Aru che conosciamo. Io credo che non sia una questione di problemi ad avere mercato, poi magari mi potrete smentire voi due che siete sicuramente più sul pezzo rispetto a me, però è chiaro che insomma magari ecco necessariamente ora bisognerà tirare una linea, come si suol dire, e ripartire, perché di fatto bisogna ritornare a quello che era Fabio Aru in maglia Astana, quasi facendo finta che i 3 anni in maglia UAE non ci siano stati, o comunque insomma prenderli come insegnamento per il futuro, per qualcosa da non ripetere. Ragazzi, io direi che possiamo anche chiudere di fatto. Sì, tra l'altro una curiosità che dicevano oggi, perché si parlava, Matteo Porcu magari lo sa anche meglio, di un piccolo interesse della squadra gestita da Frank Contador, no? Dove c'è anche Ivan Basso, che potrebbe in qualche modo provare a rilanciarlo con degli allenamenti, non proprio per prenderlo, che sarebbe la vecchia Continental, se non sbaglio, giusto Matteo? Sì, la Cometa, così si chiama la squadra di Contador e Basso, l'anno prossimo dovrebbe passare professional, quindi Esatto. sì, magari può essere uno scenario. La Cometa ha tantissimi giovani, anche italiani, tra l'altro Garavaglia e Fancellu sono tra questi, sono tra i più promettenti di questa squadra italo-spagnola, e magari può essere anche un ruolo di chioccia per Fabio Aru, quello futuro, diciamo. Sì, tra l'altro ne ha parlato in questi giorni prima del ritiro, poi magari tornerà perché anche in passato aveva speso buone parole, lo stesso Contador, il ciclista però, leggermente più Alberto, esatto, leggermente più campione rispetto a Fran, con tutto rispetto per Fran, e ha detto che le sarebbe piaciuto parlarci perché avrebbe voluto ritrovarlo, no? Il Fabio Aru di un tempo, lui che ricorderete nello scorso giro e anche nel Tour, quando Aru scattò e prese prima la vittoria alla Planche de Belleville e poi la maglia gialla sulla tappa vinta da Bardet, ne ha parlato sempre benissimo, quindi di fatto potrebbe essere anche questa, no? Lui lo stesso uno sponsor in casa per il passaggio alla Cometa, poi troverebbe Ivan Basso che sicuramente sarebbe uno sponsor in più. Un'ultima chiosa prima di chiudere, tu poco fa parlavi che il ciclismo non è tifo, no? Nel commento di Mattia, se non sbaglio, giusto? Massimo. Di Massimo.
di massimo, ed è verissimo, perché a differenza di altri sport non si tifa un ciclista, ma si condivide con lui sofferenze e emozioni. Io ricordo sempre mio nonno che quando guardava il Tour de France o il Giro d'Italia, quando c'erano gli scatti di salita praticamente andava di spalle, perché stava condividendo con chi stava scattando la fatica. Quindi anche oggi con Aru è una pugnalata al cuore per chi segue questo sport, quindi non si tifa pro o contro, e credo che così andranno fatte anche poi le riflessioni sul futuro di questo corridore. Direi che possiamo anche chiudere questa breve diretta sulla giornata nera, purtroppo, per Fabio Aru, che ricordiamo di fatto è uno dei tre corridori, dei tre ciclisti sardi, insieme a Orlando Pizzanti e Gabriele Porta, giusto Matteo? Se non sbaglio, correggimi. Sì, Gabriele tra l'altro 36esimo ieri al Giro d'Italia Under 23. Quindi insomma, buon risultato. Sicuramente se ne sentirà parlare, ma c'è tanta voglia di sentir parlare ancora a lungo di Fabio Aru, e soprattutto per cercare davvero di invertire questo senso di marcia così negativo che l'ultimo triennio purtroppo ha riservato al corridore di Villacidro. Possiamo anche chiudere davvero questa diretta ringraziando chi ci ha seguito, chi ha commentato. Domani ci sarà, come sempre, tanto ancora di cui parlare, di tutto lo sport sardo. Domani gioca anche la Dinamo, Matteo? Sì, Dinamo Brindisi alle 21. Noi ovviamente la seguiremo con cronaca e pagelle e ovviamente dichiarazioni del coach Pozzecco. Domani, tra l'altro, sarà abbastanza difficile con tanti infortunati per la squadra sassarese. Vedremo come andrà il Geovillage di Olbia, ma c'è anche tanto Cagliari, tanto calcio, tanta Serie D. Roberto, vedo che stavi ridendo, quindi non so se fosse perché ti hanno mandato un commento simpatico. No, ero felice dell'entusiasmo di Porco. Giustamente, bisogna essere sempre entusiasti. Comunque restate sempre su 131.com, ancora tanto mercato, tanto calciomercato, ripetiamo anche l'editoriale su Fabio Aru. Grazie per averci seguito, buona serata e buona fine di domenica, si può dire così, insomma, buon fine settimana. A domani!